maltempo nella Marca, un nubifragio si è battuto sul capoluogo nel primo pomeriggio, un'auto in transito è stata travolta da un ramo in zona ospedale, distrutto il parabrezza, salva la conducente. Continua la conta dei danni nell'Alta Marca dopo la grandinata di mercoledì, l'allarme del sindaco di Crocetta, tante famiglie in difficoltà, fatevi avanti per i rimborsi. 7 attività sospese, 14 aziende sanzionate, il bilancio dei controlli del nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Treviso in tutta la Marca per la sicurezza dei lavoratori. Travolse e ucciso un ciclista, riuscì a sottrarre 3 macchine per poi finire la corsa speronando un'auto dei Carabinieri. Steve Quintino è stato condannato a 12 anni di carcere. Ufficializzato a San Donà il passaggio di Gianluca Forcolin dalla Lega Forza Italia, presente il coordinatore veneto degli Azzurri Tosi che sulla sua possibile candidatura a governatore dice vediamo se ci sarà un terzo mandato per Zaia. Discarica a cielo aperto nell'area intorno alle palazzine Ater a Monigo, l'ente promette che a breve ripulirà tutto, poi entro l'estate la demolizione e l'avvio del cantiere. Ater sfratta un cittadino per morosità, il comune di Treviso gli trova un alloggio e scoppia la polemica, l'indignazione dei cittadini. Il piccolo ha fretta di nascere, una donna partorisce in auto assistita dal compagno. Quando il suo EMA arriva, Tommaso è già tra le braccia della mamma. Entrambi stanno bene. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. Dunque è stata un'altra giornata caratterizzata dal maltempo che ha interessato la nostra provincia. Un nubifragio si è abbattuto su Treviso intorno alle 14 di oggi. Un'auto in corsa è stata travolta da un ramo nella zona dell'ospedale, distrutto il parabrezza, illesa fortunatamente la conducente. Nell'Alta Marca intanto, dopo la grandinata record di mercoledì, prosegue la conta dei danni. È stata un'altra giornata di maltempo per la Marca trevigiana, l'ormai solito copione di vento forte e pioggia battente con temperature crollate in pochi secondi, 17,5 nel capoluogo, il momento più critico verso le 2 del pomeriggio quando un ramo ha colpito un'auto in transito alla rotatoria che dalla tangenziale di Treviso porta al Cafoncello. Distrutto il parabrezza, fortunatamente la donna alla guida di questa Citroen Picasso bianca ha rimediato solo un grande spavento. Immediato comunque l'intervento di SUEM e Vigili del Fuoco. Per la quarantenne madre di famiglia non è stato necessario il ricovero. Albero caduto anche in Viale Matteotti a Montebelluna, cielo scuro e raffica a Vedelago, sedie e tavolini in aria nella zona di San Biagio di Callalta. Lo stesso presidente della regione del Veneto, Zaia, ha parlato di un venerdì contrassegnato da fenomeni intensi ma sotto controllo, mentre nell'Alta Marca prosegue la conta dei danni dopo la grandinata da record di mercoledì sera. Difficile quantificare le auto danneggiate o distrutte, i tetti e i pannelli fotovoltaici crivellati, di certo un salasso per tanti. Si parlava ieri sera proprio e mi dicevano guarda sono da sola, mi pago il mutuo della casa che tra l'altro è aumentato, ho il mio lavoro ma le rate dell'auto, la vita quotidiana che comunque aumenta, adesso devo inventarmi come pagare i danni all'auto e al tetto della casa, cioè questo è veramente mettere in crisi le famiglie e in questa situazione ce ne sono tantissime, quindi ben venga ogni supporto che riusciamo ad avere e spero veramente che ci venga riconosciuta così la condizione che stiamo vivendo. E così dopo Pederobba anche Crocetta via un iter ufficiale per i rimborsi. Proprio stamattina abbiamo chiesto in regione lo stato di calamità naturale, perché questo è, ai concittadini fate foto e documentate con la modulistica, portate in comune quello che è l'evidenza dei vostri danni in modo che tutto assieme si possa raccogliere e poi creare un'unica richiesta di danni per quello che è stato fatto e che è successo. Effettivamente io non so se in passato c'è stata ancora, ma vedere proprio la violenza con cui si rompono le cose e il ghiaccio che arriva per terra e si schianta, fa impressione. Proprio. Rimaniamo nel Montello, sempre a Crocetta, ingentissimi danni alle aziende. Adesso c'è un nuovo problema che riguarda lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici andati danneggiati proprio dalla grandine. Sono stati 10 minuti veramente di paura perché c'erano queste bombe che arrivavano, che erano grosse quanto un arancio, quanto
quanto una pallina da tennis, che veramente facevano paura veramente nell'uscire e cercare di andare anche tanti dipendenti che hanno cercato di mettere in sicurezza l'auto, che non hanno rischiato di uscire perché c'era il rischio di farsi far male dalla grandine. Torna mercoledì sera il Binocelato, titolare della De Castelli, azienda leader nel settore degli arredi di acciaio, a pochi passi dalla strada Feltrina in zona industriale a Crocetta. Da 48 ore in questi capannoni si lavora senza sosta per ritornare alla normalità. Qui in azienda abbiamo avuto dei danni importanti per quanto riguarda i vetri, le vetrate, da cui sono entrate queste bombe e che poi naturalmente con l'acqua. E anche e soprattutto il fotovoltaico appena collegato. Lunedì avevamo fatto l'ultimo collegamento del secondo impianto e mercoledì sera è distrutto al 50%. Il danno è di alcune centinaia di migliaia di euro, cui si dovranno sommare i costi per lo smaltimento, una voce che riguarda l'intero territorio tra Cornuda, Pederobe e Crocetta, dove gli impianti danneggiati sono centinaia. Il preventivo che ci è arrivato dall'azienda che si è installato il fotovoltaico è privo di quello che sarà il costo per lo smaltimento, perché lui ancora non ha un'idea di cosa costerà lo smaltimento, quindi non solo costi solo del rifacimento, di posizionare in quota i pannelli, ma anche di smaltire quelli rovinati. Cioè, sono 400 adesso non mi ricordo in maniera esatta, ma circa oltre i 400 pannelli, 200 sono distrutti, sarà un importante costo anche questo. Intanto alla De Castelli, come in tutte le aziende della zona, ci si è rimboccati le maniche anche per evitare ulteriori danni. I vetri, immediatamente il giorno dopo abbiamo trovato un'azienda disponibile che ha fatto un intervento veramente di tampone, di tamponare in maniera veloce, però anche non è assolutamente definitiva, per fare in maniera di non creare danni alle macchine, perché se io vado a intervenire su queste macchine qua e mi cade dell'acqua, mi succede, cioè ho danni incredibili, sono macchine a controllo importanti. E poi ci sono i danni in agricoltura per 2 ondate di maltempo in una sola settimana, mobilitata con difesa ed è record di richieste di pali per l'agricoltura. Alcune ditte che ci hanno segnalato in un giorno la domanda equivalente a tutto il resto dell'anno. C'è stato un evento ampio, vasto, e soprattutto alcune tipologie di pali che sono ottimali, diciamo, per economicità e anche per la struttura, hanno il problema, i pali in ferro, che quando sono piegati vanno sostituiti, e quindi c'è stata una forte domanda urgente, diciamo, per ripristinare appunto le condizioni ottimali del vigneto. Nella maggior parte dei casi sono stati piegati dal vento ma non spezzati i vigneti della Marca, da qui la richiesta record di pali per il ripristino delle coltivazioni. La produzione quindi può essere salvata se l'intervento è tempestivo. L'agricoltore deve ripristinare il prima possibile la posizione verticale per effettuare i cosiddetti trattamenti fitosanitari, altrimenti dopo questi eventi partono marcescenze e altri fenomeni. Da qui il contributo di Condifesa fino a 2.000 euro per raddrizzare una stagione che altrimenti rischia di finire male. Altra storia se c'è grandine. Quando c'è una perdita di produzione qualitativa del prodotto, non solo uva ma qualsiasi altro prodotto, mais, frutta, e abbiamo avuto anche questo, lì c'è un risarcimento da parte della compagnia assicurativa con franchigia, ma un risarcimento molto buono e quasi pieno della perdita. Condifesa sta supportando decine di realtà colpite sia nell'ondata del 13 luglio sia in quella di mercoledì, localizzata soprattutto nella zona del Montello. Per questo viene ribadita la necessità di assicurarsi, le agevolazioni ci sono. C'è un contributo pubblico molto forte che copre fino al 70% dei costi assicurativi, e anche sui fondi mutualistici siamo arrivati a farli riconoscere dalla Comunità Europea, quindi l'agricoltore deve spendere dei soldi per mettere al sicuro il proprio raccolto, ma ha anche un sostegno pubblico importante, quindi è assolutamente necessario, con l'acuirsi di questi fenomeni, che le culture siano protette. Passiamo alla cronaca. Grave incidente questa mattina poco prima delle 6 a Fregone, in località Fratte. Un'auto è finita fuori strada, prima ha battuto il muretto d'ingresso di un'abitazione, poi ha terminato la sua corsa nel fossato che costeggia la strada. Ferita in modo non grave la donna al volante, una 27enne di origini senegalesi, soccorsa dai sanitari del SUEM e trasportata all'ospedale. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del caso. 7 attività sospese e 14 aziende sanzionate è il bilancio dei controlli del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro nella Marca trevigiana.
reprimere e prevenire fenomeni di sfruttamento e verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Questo è l'obiettivo dei controlli del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Treviso, che continuano nel loro impegno con operazioni su tutto il territorio provinciale. Nell'ultimo intervento in ordine di tempo sono state 14 le aziende monitorate, per 7 di queste 5 operanti nel settore dell'edilizia, una nella ristorazione e un'altra nel settore del volantinaggio. Si è provveduto alla sospensione dell'attività per gravi violazioni in materia di sicurezza. Durante un controllo in un cantiere di Motta di Livenza sono state sospese 2 aziende, una perché stava operando senza aver redatto il piano operativo di sicurezza e un'altra per aver impiegato lavoratori in quota senza predisporre idonei sistemi di protezione contro le cadute dall'alto. Motivazione quest'ultima che ha portato i militari a sospendere anche l'attività di 3 aziende in un altro cantiere del Montebellunese. A Castelfranco stessa misura adottata nei confronti di un ristorante etnico perché titolare di nazionalità cinese non aveva provveduto a nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Infine sospesa l'attività di un'azienda con sede nel Vicentino addetta al volantinaggio per aver omesso di redigere il documento di valutazione dei rischi. Complessivamente nel corso dei controlli sono state elevate sanzioni per circa 200.000 euro. Seminò il panico tra Riese e Onè di Fonte, travolse ed uccise un ciclista, riuscì a sottrarre 3 macchine ad altrettante automobiliste per poi finire la corsa speronando un'auto con 2 carabinieri a bordo. Steve Quintino è stato condannato a 12 anni di carcere. Nessuna semi-infermità mentale e confermato l'omicidio stradale. È stato condannato a 12 anni di carcere Steve Quintino, il 20enne di Riese Pio X, che il 1 ottobre 2022 seminò il terrore tra Riese e Onè di Fonte. Una mattinata di pura follia omicida, quella del giovane che rubò 3 auto minacciando le automobiliste, poi travolse ed uccise Mario Piva, un pensionato di 67 anni che stava andando assieme alla moglie a trovare la figlia. La donna riuscì a salvarsi, nulla da fare per il marito, investito in pieno dal 19enne che poi continuò la sua fuga per le strade fino a quando speronò l'auto dei militari dell'Arma facendola capovolgere. I carabinieri riuscirono ad uscire dall'abitacolo e bloccare il 19enne. Ora la sentenza inflitta dal GUP Marco Biaggetti al termine del processo con rito abbreviato. Quintino doveva rispondere delle accuse di omicidio stradale, rapina e duplice tentato omicidio. Il pubblico ministero aveva chiesto 20 anni. Il giudice non ha accordato al ragazzo la semi-infermità mentale. Secondo la psichiatra consulente proprio del giudice delle indagini preliminari, il 19enne era capace di partecipare al processo nonostante un riscontrato ritardo intellettivo. Diversa invece la posizione dell'avvocato Miotti e del suo consulente. Quintino, secondo la difesa, avrebbe un quoziente intellettivo di un bambino di 8 anni, non era assolutamente capace di partecipare al processo. Blitz della polizia locale di Conegliano insieme agli agenti del commissariato e dei carabinieri in un fabbricato a Campolongo. Si tratta di un edificio parzialmente ristrutturato e occupato abusivamente da alcuni cittadini stranieri. I residenti avevano segnalato alle forze dell'ordine un via vai continuo. Ieri 3 pattuglie della polizia locale, una del commissariato e una dei carabinieri, hanno fatto irruzione all'interno dello stabile dove sono state trovate 4 persone che stavano dormendo. Sono stranieri di età compresa tra i 24 e i 28 anni del Gambia e del Ghana, tutti senza fissa dimora. Uno dei 4 era senza documenti ed è stato quindi fotosegnalato. È risultato essere clandestino, quindi accompagnato in questura e munito di decreto di espulsione da parte del prefetto. I 4 controllati sono tutti con precedenti per reati contro il patrimonio e conosciuti dalle forze dell'ordine per il consumo e lo spaccio di stupefacenti. La proprietà dell'edificio ha immediatamente murato gli accessi al piano terra. Intanto la zona verrà continuamente monitorata nei prossimi giorni da parte della polizia locale. Siamo alla politica. Ha presentato oggi a San Donà di Piave il passaggio di Gianluca Forcolin, già parlamentare e vicepresidente della regione, dalla Lega a Forza Italia. Presente il coordinatore veneto degli Azzurri e anche lui ex leghista Flavio Tosi, che di fatto ha aperto le porte ai leghisti scontenti della segreteria di Salvini, ma ha parlato poi di una sua possibile candidatura a governatore del Veneto. Il bello dei partiti è confrontarsi tra i partiti, ma anche confrontarsi dentro il partito. Sbaglia invece chi fa l'altro percorso, quello di dire se ci sono pensieri diversi, che ha un pensiero diverso lo elimino.
Parte da questa considerazione la chiamata di Flavio Tosi agli scontenti della Lega. Una chiamata nel giorno del passaggio dal volto storico del Carroccio Sandonatese a Forza Italia. Gianluca Forcolin, già parlamentare, vicepresidente della Regione ed ora nella giunta di San Donato Comune Civica, ha detto addio al partito di Salvini per quello del Cavaliere, chiamato da un altro ex leghista, ora coordinatore veneto degli Azzurri. Quello che sto cercando di fare è avvicinare amici, non solo ex leghisti o leghisti, per far sì che c'è un progetto politico serio, fatto di persone competenti e affidabili, e portarle con me in questo progetto, con me e con Forza Italia. All'orizzonte però non solo leghisti, ma anche quella parte del Partito Democratico che non si riconosce nella linea Schlein o ai disillusi di Azione e Italia Viva, con l'idea nemmeno tanto nascosta di ricostruire di fatto la democrazia cristiana veneta, quella che per intenderci a San Donà aveva il 70% di consensi. Perché analizzando bene anche alle ultime politiche il partito dell'astensione, ci si è accorti che la fascia non è di indifferenti, ma di elettori moderati che non si riconoscono più in nessun movimento. Ecco perché Tosi fa un altro ragionamento. La DC Veneta è la madre di Forza Italia da un punto di vista programmatico, da un punto di vista della rappresentanza territoriale, dal punto di vista della buona politica, perché la DC Veneta è quella che ha fatto il Veneto insieme alle aziende e alle famiglie. Forza Italia è l'erede naturale di quel bagaglio politico. Ed è con questo concetto che Tosi punta per il 2024 alle europee, alle amministrative in diversi comuni e alle rinate province, anche se il bersaglio grosso è già fissato per il 2025. Se in Friuli c'è la Lega, se in Lombardia c'è la Lega, in Veneto non può esserci che Forza Italia. Allora, questo sarà il tavolo nazionale a deciderlo. Il primo tema è ci sarà o non ci sarà il terzo mandato, che per Luca Zaia in realtà sarebbe il quarto. E quello è un tema nazionale. Come nazionale sarà la scelta dei governatori, ci sarà un equilibrio nazionale ed è chiaro che dipende anche da noi. In base a quello che noi dimostreremo come Forza Italia potremo poi provare a chiedere in chiave prospettica. Conferenza stampa con polemiche, quella organizzata questa mattina dall'Ater nel quartiere di San Paolo a Treviso, emergenza abitativa, ma soprattutto uno sfratto per morosità riassegnato dal Comune, i casi segnalati dai cittadini, con il Presidente che ha anche risposto sul degrado a Monigo di cui abbiamo parlato ieri nel nostro telegiornale. Che non arriviamo alla stessa situazione di quella famiglia con 40.000, 50.000 euro di debito e dopo il comune gli dà un'altra casa. Va bene? Questo è una roba sbagliatissima e chi paga sempre i poveri cani. Va bene? Anche se ora è finita, io. Se no, se mettiamo tutti alle stesse condizioni di quella famiglia là e vediamo cosa che succede. Presentazione con polemiche, quella di oggi per l'Ater nel quartiere di San Paolo a Treviso. Polemiche degli assegnatari che non hanno per nulla digerito che ad uno sfrattato dell'Ater per morosità poi il comune gli abbia assegnato un alloggio tutto nuovo. Così il presidente D'Arzilio, da punzecchiato, si è trasformato in punzecchiatore, nello specifico dell'assessore Gloria Tessarolo. Il comune ha fatto una scelta. Noi siamo arrivati a uno sfratto di uno e anche di altre situazioni con morosità importanti. Se poi il comune decide di dare un alloggio a queste persone, ha fatto le proprie valutazioni, ha fatto le proprie valutazioni sociali, da esterno, da come mi ha chiesto quel cittadino, non posso dargli torto. Che il comune di Treviso sia nel mirino di diversi inquilini Ater lo dimostra l'attacco di questa signora in emergenza abitativa direttamente all'assessore Zampese. Mi sono rivolta a tutti i settori, anche al sindaco. Se mi lascia parlare, Per concludere, inevitabile la richiesta di spiegazioni per la situazione di degrado nei condomini di via Castagnola. C'erano ancora 3 alloggi occupati, quegli alloggi sono stati svuotati, l'ultimo è stato firmato ieri con una persona che dovrà lasciare, quindi nel momento in cui quelli verranno lasciati potremmo anche pensare di chiudere gli accessi, perché se da qualche parte è stato detto vanno chiusi gli accessi, dovevamo pensare che avevamo delle persone all'interno e i mezzi di soccorso sicuramente noi non possiamo escluderli. A seguire Ater provvederà all'ennesima pulizia dell'area per poi proseguire con le demolizioni. Siamo in fase di arrivo dei progetti e speriamo a breve, quindi giro appena dopo l'estate, cominciare a cantierare l'area. E rimaniamo alla conferenza stampa di Ater perché ci sono delle novità sul miglioramento energetico dei condomini, ma non solo. Gli inquilini diventano sempre più anziani e non ci sono più piani terra da assegnare.
Così Ater sta pensando di mettere degli ascensori nei suoi condomini che ne sono sprovvisti e il primo lo sta montando nel quartiere di San Paolo. In via Irlanda sono 12 alloggi, abbiamo fatto l'efficientamento energetico, l'efficientamento sismico e al di fuori dei contributi del PNRR Ater ha messo del suo, ha messo dei contributi Ater per montare un ascensore. Lì l'utenza è anziana e quindi abbiamo pensato che quello poteva essere un condominio dove poter dar sollievo agli anziani ma anche ai disabili. Efficientamento energetico che ha riguardato anche questo edificio di Via Francia, 18 inquilini che spenderanno meno in riscaldamento grazie al cappotto e nuovi infissi. E questi sono 2 dei 7 cantieri previsti in tutta la provincia, finanziati con oltre 11 milioni di euro vinti con un bando del PNRR. Altra novità riguarda il Biscione, da oltre 100 appartamenti, da sempre il simbolo delle case popolari a Treviso. Qui verranno montati 8 impianti con pannelli fotovoltaici e batteria d'accumulo per 20 kW, oltre a pannelli per il riscaldamento solare dell'acqua sanitaria per ridurre complessivamente i costi energetici. Tornando agli ascensori, ora l'ente è a caccia di nuovi fondi per migliorare la vita negli oltre 5.300 alloggi gestiti in tutta la Marca. La popolazione in genere sta sempre più invecchiando e i nostri inquilini assolutamente sì. Analisi di Confcommercio su imprese e territori, clima di fiducia nonostante l'inflazione. Altri comparti del settore turistico, come abbiamo detto i trasporti aerei oppure gli alloggi, complessivamente quelli rimangono ancora con una tendenza ancora al rialzo, seppur contenuto ma in rialzo. Soprattutto i trasporti aerei hanno registrato un incremento del 23,5% rispetto ad un anno fa. Non solo i trasporti aerei, ma anche strutture ricettive, quelle toccate da un rialzo di prezzi che segnano un più 13% rispetto all'anno scorso. Dati Istat territoriali dell'inflazione di giugno, in base ai quali l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato una classifica completa delle città più care d'Italia in termini di aumento di costo della vita e in cui Treviso si posiziona al 47° posto. L'inflazione sta leggermente decelerando per una serie di fattori e probabilmente l'attesa è che continuerà questa decelerazione e che occorrerà comunque del tempo per arrivare a un'inflazione intorno al 2-2,5%, dovremo aspettare probabilmente il 2025. Una ripresa con il fiato corto però, perché questo clima di fiducia si potrebbe inclinare con l'autunno e con possibili scenari quali il rincaro dei prezzi dell'energia, come era avvenuto lo scorso anno. Restano concreti però i dati positivi raccolti da Confcommercio. Dall'analisi congiunturale del trimestre del nostro osservatorio, che conferma indicatori positivi sia per l'attesa del reddito, per l'occupazione e anche per la capacità delle nostre imprese di investire. Quindi dati che confermano un clima sostanzialmente di fiducia per un'estate positiva, frizzante, che sarà una buona estate, trainata dal turismo. Fiducia che si traduce anche in un grado di generale soddisfazione da parte degli imprenditori. I nostri imprenditori risultano abbastanza soddisfatti del decoro urbano e laddove non c'è decoro urbano e quindi magari le asfaltature, l'illuminazione o la presenza di polizia locale viene avvertita come sottotono rispetto a quanto sarebbe l'atteso, non viene calcolato come un problema così grave da compromettere il proprio business. Partorisce in auto assistita dal compagno. È accaduto nel pomeriggio intorno alle 15 a Olmi di San Biagio di Callalta. La donna è entrata in travaglio mentre era in auto e il piccolo Tommaso aveva però fretta di nascere. Così, assistita dal compagno, la mamma ha dato alla luce il suo piccolo. Quando il SUEM è arrivato sul posto, il neonato era già tra le braccia dei genitori. Il bimbo e la mamma sono stati trasportati nel reparto di ostetricia del Cafoncello e stanno entrambi bene. Ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, tra poco. Rieccoci in diretta con Fapi Treviso, incontra gli imprenditori per rafforzare la rete tra imprese del territorio e condividere soluzioni innovative per lo sviluppo socio-economico. Condividere pensieri, condividere obiettivi e soprattutto confrontarci tra di noi, perché troviamo che sia molto importante questo, soprattutto in questi momenti molto particolari in cui stiamo vivendo.
Confronto e condivisione di idee è essenziale per le piccole e medie industrie del territorio, per sviluppare non solo sinergia ma anche cogliere le occasioni di crescita che la conoscenza di altre realtà può procurare. Evento che si è svolto nella cornice del Castello di Roncade, diventato sede per la presentazione del progetto Between Past and Future in the Land of Venice, tracce di un prestigioso passato tra Treviso e Belluno. Un progetto che Apindustria Servizi SRL, ente di formazione, ha promosso sulla provincia di Treviso e di Belluno, coinvolgendo una decina di ville, dimore e castelli storici di questi due territori, finalizzato a promuoverli sui mercati esteri. Partner fondamentali Università Ca' Foscari e l'associazione Valdobbiadene UNESCO che sostengono l'iniziativa. Progetto nato con l'obiettivo di favorire la creazione di spazi di condivisione innovativi nei quali promuovere l'arte, la cultura e le peculiarità del territorio. L'augurio è che tutte le imprese che fanno parte di Confapi possano continuare ad operare in sinergia anche con le istituzioni, anche per sviluppare progetti che siano di sostenibilità sociale, una popolazione che ha un benessere economico e una popolazione anche che ha un benessere completo nella vita della comunità. E adesso sentiamo dal generale Giancarlo Iannicelli quelle che saranno le previsioni nei prossimi giorni. I temporali delle ultimissime ore hanno abbassato anche sensibilmente la temperatura, che rimane comunque alta e che ricrescerà nei prossimi giorni. Temperature ancora diffusamente alte, quindi calore, energia sospesa nei bassi strati, quindi condizioni ancora favorevoli a formazioni di fenomeni temporaleschi che si intensificheranno e saranno più probabili nei prossimi giorni. È evidente dalla carta, abbiamo ancora un'area di alta pressione, abbiamo ancora la presenza di questo anticiclone africano che ormai si è appropriato dell'estate, è il vero responsabile di questa situazione. Nel passato ci interessava minimamente, negli ultimi anni investe proprio tutta la nostra penisola e ci dà queste condizioni. Più in dettaglio dicevamo per sabato una situazione di variabilità, ampie schiarite, però possibilità ancora di qualche temporale nel pomeriggio e in serata, qualche piovasco naturalmente più intenso sui rilievi e a ridosso dei rilievi. Per domenica abbiamo una pausa, un paio di giorni, 3 giorni, addirittura il tempo soleggiato è stabile, quindi non dovremmo avere fenomeni e le temperature però aumenteranno. Poi da mercoledì temperature ancora molto alte, quindi si creeranno più intensamente le condizioni per tempo instabile. Poche parole per temporali che localmente purtroppo potranno essere anche intensi, poi con il passare dei giorni saremo più precisi nella localizzazione e nell'intensità. Per quanto riguarda i venti sono deboli con rinforzi durante i temporali provenienti da nord-est, temperature abbiamo detto si sono riassestate, prossime ore le minime 20, le massime 30, quindi più umane, però già da domenica velocemente 32-33 gradi per arrivare a 35 gradi, poi già da lunedì, da martedì. Ricordo che 35 gradi sono temperature prese in capannina, all'ombra. Chi deve stare al sole, subire i raggi diretti del sole, deve subire 50, oltre i 50, forse 60 gradi, quindi la situazione cambia. Per quanto riguarda poi l'Alto Adriatico è previsto poco mosso. È tutto. Si è svolta stamattina nella sede degli Alpini di Castelfranco la presentazione del progetto del monumento degli Alpini. Sarebbe il primo monumento dedicato alle penne nere nella città. La volontà sarebbe quella di realizzare dietro alle absidi del Duomo non solo una scultura che rappresenti un anziano alpino che passa il testimone ad un'alpina, racchiudendo dunque un significato molto profondo, ma anche accogliendo nella stessa area verde le lapidi dei caduti che verranno presto ricollocate dalla sede in cui si trovano attualmente. È il momento di aprire la pagina con le notizie da Belluno e provincia. Anche qui in primo piano il maltempo con una vera e propria bufera di vento e pioggia che ha investito nelle ore centrali della giornata la provincia di Belluno. Nelle immagini la situazione nel capoluogo poco dopo le 13 quando si è scatenato un tifone. Rami in strada, disagi alla circolazione delle auto per la ridotta visibilità. In provincia fenomeni intensi anche se la situazione è andata via via migliorando. Le piogge intense di ieri hanno innescato la storica frana sulla strada del Pian dei Buoi in comune di Lozzo
pozzo di Cadore. Attivato anche il soccorso alpino per recuperare una famiglia di 5 persone che aveva affittato una baita in zona e che è rimasta bloccata. La provincia, dopo il sopralluogo tecnico di questa mattina, ha attivato in somma urgenza il ripristino della strada e nei prossimi giorni il materiale verrà rimosso. Il dissesto lungo la viabilità comunale sale in quota fino ad arrivare all'altopiano sotto le Marmarole. Sopralluoghi sono stati effettuati anche in Val Longiarin e in altre zone della provincia. Accertamenti sulle locazioni turistiche fantasma, già 3 i casi accertati ad Alleghe. Il sindaco Danilo De Toni, consigliere provinciale con delega al turismo, dice un danno per tutti, per il turismo e per chi rispetta le regole. È uscita la polizia locale a fare delle verifiche e ha riscontrato nelle ultime 2 verifiche che sono state fatte appunto delle locazioni che non erano regolari. Controlli incrociati sono scattati nelle località turistiche della provincia per la verifica della regolarità degli affitti di case o appartamenti per le vacanze. Ad Alleghe in questi giorni sono stati scovati i primi furbetti che avevano messo sul mercato le loro proprietà come casa vacanza senza avere presentato l'apposita iscrizione all'anagrafe regionale delle strutture ricettive, senza versare l'imposta di soggiorno e senza la segnalazione telematica alla questura prevista dal decreto sicurezza. Il caso di Alleghe non è isolato, precisa il primo cittadino che è anche consigliere provinciale con delega al turismo. Non è un caso isolato, si era verificato già in altri comuni, ma il principio è questo: ci sono tante persone oneste, corrette, che seguono le procedure che sono state indicate a livello regionale, a livello anche nazionale per quanto riguarda la segnalazione e le comunicazioni alla Polizia di Stato. Non vedo perché ci devono essere dei furbi che vogliono bypassare queste norme. Nella fattispecie ad Alleghe gli accertamenti incrociati hanno riguardato la totalità delle strutture ricettive, hotel, bed and breakfast, case vacanze, rifugi. Per ora 3 i casi di affitti abusivi rilevati dalla Polizia locale del Comune. In provincia, nell'ultimo rilevamento statistico della Regione Veneto del 2018, risultano 408 alberghi e poco più di 10.800 esercizi extraalberghieri, all'interno dei quali ricadono anche le locazioni turistiche. Io mi auguro di non trovare altri casi come quelli che abbiamo rilevato, sarebbe spiacevole, non è corretto, non è giusto nei confronti di chi segue le norme e si attiene alle norme. L'ULSS Dolomiti ha siglato un accordo con le organizzazioni sindacali dei dirigenti dell'area sanitaria per l'individuazione, graduazione e affidamento delle funzioni dirigenziali e del correlato valore economico. L'accordo è stato recepito con delibera firmata dal commissario Giuseppe Dalben. In particolare sono stati riformulati i criteri e le procedure per l'affidamento degli incarichi dirigenziali dell'area sanitaria e sono stati aumentati i relativi valori economici per rendere più attrattiva la sanità bellunese. I primi 10 bandi sono stati pubblicati ieri e nei prossimi giorni ne sono previsti altri 23 per altrettante posizioni. Riduzione di 1/3 dei consumi elettrici con notevole risparmio in bolletta. E questo è l'obiettivo del progetto di riqualificazione energetica della casa di riposo di Cavarzano approvata dalla Giunta Comunale. L'intervento sarà eseguito con i fondi PNRR e la rivisitazione di quello presentato nel 2021 dall'amministrazione Massaro. Un investimento da 650.000 euro interamente coperto dai fondi PNRR che vale il risparmio in bolletta oltre alla riduzione dei consumi elettrici. Dopo il progetto di efficientamento energetico ai campi sportivi di Fisterre, ora tocca alla casa di riposo Gaggialante di Belluno che diventerà green grazie alla messa a punto di un intervento già previsto dall'amministrazione Massaro e aggiustato dalla Giunta De Pellegrin. Qui abbiamo preso per mano il progetto iniziale che era un progetto di rigenerazione urbana 2 presentato dalla precedente amministrazione e l'abbiamo rimodulata in base a quelle che sono le direttive oggi per lo sviluppo di questi progetti. 5 pompe di calore alimentate da impianto fotovoltaico i cui pannelli saranno installati sulle pensiline del parcheggio per ottenere la produzione complessiva di 70 kW. È stato modificato il cogeneratore, non più a gas ma elettrico, e poi installato una serie di pensiline fotovoltaiche
nel parcheggio dietro la casa di riposo. Attualmente solo per l'energia elettrica la Gargialante spende circa 100.000 euro l'anno, che saranno ridotti grazie all'abbattimento dei consumi elettrici di circa un terzo. Sul fronte del riscaldamento saranno installate 5 nuove pompe di calore a servizio di tutta la struttura. Un progetto che va a favore dell'ambiente perché è un'energia assolutamente pulita. Le modifiche hanno ottenuto il via libera del Ministero, della Soprintendenza e di quella speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Siamo in chiusura, è davvero tutto per questa edizione. Vi lascio come sempre le previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi e buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. L'atmosfera rimane instabile sul nostro territorio. Sabato 22 luglio avremo ancora qualche pioggia. Da domenica anticiclone più forte e clima ancora bollente. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto tempo piuttosto variabile, con vari addensamenti nuvolosi e precipitazioni sparse sin dal mattino. Attenzione a possibili fenomeni intensi, schiarite più ampie in serata. Le temperature saranno in lieve calo, minime tra 17 e 21 gradi, massime tra 25 e 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso saranno possibili rovesci e temporali che si svilupperanno a più riprese nella giornata, ma con maggiore probabilità nel pomeriggio. Alcuni potranno essere anche forti. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, massime sui 25-29 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato al mattino, nel pomeriggio isolati temporali. Temperature minime intorno ai 15-17 gradi, massime infine sui 27-31 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.